I psicologi si sono attivati, come avviene normalmente durante le emergenze, tramite gli ordini e gli enti di previdenza che danno una mano direttamente appunto a livello organizzativo nel rapporto interistituzionale e tramite squadre di psicologi dell'emergenza che collaborano nel sistema di protezione civile per dare un sostegno alle famiglie, alle persone che rimangono coinvolte da questo tipo di eventi. È una tradizione che in Italia abbiamo da diversi anni, l'inserimento di team di psicologia dell'emergenza si è rivelato essere effettivamente un modo di tutelare e mettere in sicurezza tutte quelle situazioni familiari, personali, di fragilità pregresse che un'emergenza tende ad amplificare e rendere ancora più difficili da gestire. Diciamo che gestire un'emergenza significa anche gestire tutti i correlati sociali e relazionali che ne vengono pesantemente impattati. Qual è il lavoro che voi fate nei territori colpiti da queste emergenze? Dipende, possono essere costituiti dei centri di ascolto, possono essere fornite assistenze dirette, ad esempio nelle tendopoli, dopo un terremoto, dopo un'alluvione, possono essere costituiti dei cosiddetti PAS, che sono dei posti di assistenza sociosanitaria e che garantiscono una continuità delle cure all'interno di quello che è stata il caos creato dalle emergenze, che a volte impatta anche sulla fluidità e gestione dei servizi sociosanitari territoriali. Da questo punto di vista si cerca di andare incontro a tutti i bisogni, sia delle fasce infantili, i minori, sia degli anziani, sia delle persone portatrici di una situazione di disagio sociale importante, senza dimenticare che la fatica emotiva di un'emergenza può essere a volte più impattante di quella che è la fatica fisica o i problemi logistici. E anche qui investire in ottica preventiva su quelle che possono essere le conseguenze a medio e lungo termine è una strategia che è assolutamente necessaria anche in termini di economia sanitaria e di promozione del benessere collettivo.